In Ucraina con i volontari italiani che portano aiuti all'ospedale di Svitlodarsk. Il generale Fabio Mini analizza il ruolo dell'Alleanza Atlantica allargata all'Europa dell'Est. Gli autotrasportatori temono pesanti perdite per le barriere anti-immigrati sul Brennero. In Albania i poliziotti saranno dotati di videocamere per prevenire i casi di corruzione. La Voce del Popolo, quotidiano degli italiani in Croazia, in crisi per il taglio dei fondi deciso dal governo di Zagabria. L'ospedale 2 anni fa è stato bombardato proprio mentre operavamo in questa sala. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo continuato a lavorare. Jenik Dimitri ha deciso di rimanere a Svitozlarsk nonostante la guerra. È un giovane medico e si prende cura degli anziani che non possono abbandonare questa piccola città a 2 passi dal fronte. La tregua con i separatisti filorussi che hanno sottratto territorio all'Ucraina potrebbe finire da un momento all'altro. Durante la guerra praticamente tutto l'ospedale era senza finestre. Vecchia ma dignitosa, la sala operatoria di questo giovane medico viene meticolosamente pulita ogni giorno. Installata decine di anni fa, sembra essere arrivata con la macchina del tempo. I medici nell'est dell'Ucraina in questo momento hanno bisogno di tutto. Siamo veramente nel cuore dell'Europa geografica, non tanto dell'Unione Europea ma proprio dell'Europa geografica, e sapere che queste persone stanno cercando di salvare delle vite con questi strumenti è veramente una cosa che ci colpisce al cuore. Fabio Prevedello è un designer milanese. Per aiutare le vittime di questa guerra ha fondato l'associazione Italia-Ucraina Maidan. Ogni mese guida una carovana con aiuti umanitari. Con Marco Sarboraria, medico anestesista, ha portato qui ferri da chirurgo, materassi, macchinari per la TAC donati dall'ospedale di Aosta. Adesso questa lampada per sala operatoria finalmente può andare in pensione. Ne è arrivata una vecchia per l'Italia, ancora utile però per questa periferia. Da quello che abbiamo capito è stato tutto distrutto, adesso stanno ristrutturando le varie sale operatorie e questa sarà appesa al soffitto. Abbiamo cercato di capire se erano arrivati tutti i pezzi. Probabilmente occorrerà mandare da parte nostra un tecnico per fare l'installazione, ma il macchinario è arrivato, è sano. L'associazione Italia-Ucraina Maidan lancia un appello ai medici italiani. Sappiamo che molti ospedali stanno dismettendo materiali medici e materiali sanitari, sappiamo che molte volte per questi ospedali è costoso lo smaltimento. Noi siamo disponibili a poter recuperare questo materiale dando nuova vita e rendendo in modo che questo materiale possa aiutare a salvare delle vite umane. Gli ospedali di Kiev, Leopoli e delle città più grandi non hanno niente da invidiare ai nostri. In 25 anni dal crollo del regime sovietico, l'Ucraina ha fatto passi importanti per diventare un paese indipendente e moderno. La guerra oggi penalizza gli sforzi destinati alla periferia. La sala rianimazione dell'ospedale di Svitozlarsk è questa. Non c'è nessun monitoraggio di nessun tipo, cosa che caratterizza tutti i reparti di terapia intensiva. Manca l'elettrocardiogramma, il rumore dell'elettrocardiogramma. Esatto, e non solo quello, c'è un pulsiossimetro che serve per sapere la saturazione dell'ossigeno, uno solo in tutto l'ospedale. Consegnato il primo carico proveniente dalla Valle d'Aosta, la carovana dell'associazione si dirige a Berdiansk per portare aiuti agli orfani di guerra. Abbiamo iniziato prima con dei piccoli invii, partendo da pochi centinaia di chili, arrivando a carichi molto più grossi come 20 tonnellate e oggi in poco più di un anno sono 80 le tonnellate di aiuti umanitari che abbiamo consegnato nell'est Ucraina. Intanto in Italia altri volontari stanno già preparando un carico per il prossimo mese. A 2000 km da qua più o meno buttiamo via della roba che per loro sarebbe il non plus ultra, credo. Doveva essere un'epoca diversa. Guardare ad est doveva diventare come guardare ad ovest la Russia. Doveva diventare amica ed europea, per questo l'Unione Europea e la NATO dovevano crescere, diventare una casa comune. Invece... Nella NATO ci sono paesi che non hanno alcun interesse alla stabilità continentale. I nuovi paesi che sono entrati nella NATO hanno tutto l'interesse a fomentare il dissidio e addirittura favorire lo scontro armato con la Russia.
Sembra una sentenza e se ad emetterla è Fabio Mini, qualche riflessione dobbiamo farla. Esperto di geopolitica, ex generale di Corpo d'Armata e oggi collaboratore della rivista Il Limes e di alcuni quotidiani. In passato è stato capo di Stato Maggiore del Comando NATO per il Sud Europa. Nel 2002 è stato comandante delle operazioni di pace a guida NATO in Kosovo. Insomma, uomo d'armi, di politica e di pensiero. Le tre cose, messe assieme all'esperienza, gli fanno dire che se guardiamo ad est, ai paesi ammessi alla NATO e all'Unione Europea, non c'è da star tranquilli. Nel momento in cui sono stati inseriti i paesi baltici, in cui, a partire già dalla Polonia, ma poi soprattutto i tre paesi baltici e poi la Bulgaria, e poi, che avevano anche delle forti, non ingiustificate, no? Non erano del tutto ingiustificate, ma avevano delle forti avversioni nei confronti della Russia, e la cosa è diventata pesantissima. Noi oggi stiamo facendo missioni militari della NATO a salvaguardia dei cieli del Baltico. Il rischio reale, dice, è quello dell'incidente definitivo, dell'episodio che scatena il peggio. Siamo al limite del rischio palesissimo che basta un incidente aereo che succede lassù, come quello che è successo tra turchi e russi in Siria, che lassù scoppia veramente la terza o quarta guerra mondiale. Fulcro di tutto in questa fase resta comunque l'Ucraina, diventata il simbolo del braccio di ferro fra un passato che nessuno vuole scordare e un futuro che tutti vogliono piegare al proprio interesse politico, economico, strategico. E anche l'ultima tappa di questa progettata espansione verso est, sia dell'Unione Europea che della NATO, che doveva essere qualcosa che avrebbe dovuto includere, comprendere, insomma, o almeno non escludere, non fare un muro di separazione con la Russia, e che invece è proprio abortita. Per avere soluzioni, dice Mini, servirebbero idee nuove. La NATO invece è ferma a 30 anni fa. Siamo a linguaggi, e soprattutto linguaggi mentali, no? Della guerra fredda, stiamo ritornando a quei linguaggi, no? Quando invece la realtà avrebbe bisogno di tutt'altro linguaggio. Di un'altra lettura. Di un'altra, ma proprio di un altro parlare. La Commissione europea ha proposto la riforma del regime d'asilo per redistribuire in modo più equo i profughi tra gli Stati membri. Le nazioni che non offrirebbero asilo ai profughi dovrebbero pagare una quota di solidarietà a chi invece lo fa. La Commissione inoltre ha proposto l'abrogazione dei visti d'accesso per i cittadini turchi, a patto che il governo di Ankara rispetti gli impegni presi sulla questione dei profughi siriani e iracheni. È stata inoltre proposta l'abrogazione dei visti d'ingresso nell'area Schengen per i cittadini del Kosovo. Per noi mezzi pesanti, come vede adesso, semplicemente un restringimento di carreggiata, siamo già a 50 all'ora, e un blocco al Brennero, partenze in salita, mezzi che sono carichi, e il disguido diventa molto più pesante. Walter Stenico percorre l'A22 3-4 volte la settimana, carica la merce la mattina in Valsugana e consegna in Baviera, a Norimberga. Io lavoro per la mia ditta da 16 anni, immigrati ne ho visti solamente 6, in tutto questo tempo che c'è questa emergenza immigrati ne ho visti solamente 6. Eppure proprio il timore di un arrivo in massa di migranti dall'Italia su tir e treni a motivare il rafforzamento dei controlli alla frontiera, così come avviene da mesi tra Austria e Germania, tra Kufstein e Kiepersfelden. Attualmente a Kufstein non perdiamo più di un minuto, cioè entriamo, abbiamo il discorso che rallentiamo per il controllo e poi transitiamo di nuovo, come un pagamento autostradale. Mentre una volta ho ancora fatto 14 km di colonna buttando via più di un'ora e mezza di guida. Ed è questo il tempo che per Stenico si rischia di perdere al Brennero, perché ci sono più mezzi pesanti e più auto. Preoccupati lo sono perfino in Tirolo alla Camera di Commercio di Innsbruck. Jürgen Bodenseer è il presidente. Dobbiamo riuscire a fare controlli adeguati, ma in luoghi opportuni, non in luoghi stretti come il Brennero, e soprattutto per me una barriera o un muro è qualcosa che non deve più esistere.
I primi danni economici l'Austria, ci spiega Bodenseer, li ha pagati quest'inverno con tanti sciatori tedeschi che per il timore di code al confine hanno rinunciato ad una giornata sulle piste oltre confine. All'inizio credo che ai politici non fosse chiaro quali effetti avrebbe avuto sul turismo, sull'economia o sull'export. La CGIA di Mestre ha calcolato che i controlli dell'Austria al Brennero, dove transita un terzo dell'import-export del paese, costerebbe all'Italia tra i 5 ai 10 miliardi di euro, stima assolutamente prematura, per il presidente della Camera di Commercio di Innsbruck. Non esistono cifre precise, ma ragioniamo sull'ordine di grandezza di milioni di euro. Tenere un camion fermo un'ora costa dagli 80 ai 100 euro, calcola Lucio Sandri, responsabile dell'autotrasporto per Confindustria Trento. Ma il problema, spiega, sono gli effetti di quel ritardo sulle aziende e infine sui consumatori. Diciamo che oramai i magazzini delle aziende sono a bordo dei nostri camion. Dunque le aziende di autotrasporto si trovano tra l'incudine delle finestre di consegna ai clienti e il martello dei riposi da rispettare. Per cui quando l'autista ha perso un'ora o 2 ore di tempo al confine, quando è ora di ripartire per andare in consegna, magari deve entrare in un periodo di riposo. Un blocco al Brennero rischia di farvi perdere una giornata intera. Può succedere. Può succedere che con un blocco al Brennero di un'ora, un'ora e mezza, per noi si ripercuote nei giorni successivi. Non arrivo a scaricare questa sera, non arrivo a caricare stasera, carico domani mattina. Lungo l'autostrada del Made in Italy, dunque, l'allarme per quello che potrebbe accadere da giugno è forte. Sarebbe utile considerare veramente tutte le conseguenze prima di allestire dei controlli serrati, dei controlli che potrebbero veramente creare il caos alla frontiera. Vertice bilaterale tra Matteo Renzi e Angela Merkel. La cancelliera tedesca e il nostro capo del governo hanno ribadito l'impegno comune per adottare, come ha detto Renzi, un approccio all'immigrazione basato sul rispetto dei diritti umani e per una proposta politica seria, credibile e di lungo periodo. Renzi, sulla chiusura del Brennero da parte dell'Austria, ha detto che si tratta di una posizione sbagliata e anacronistica. Angela Merkel ha ribadito la necessità che ogni Paese membro collabori per salvaguardare il Trattato di Schengen. Questa è la nostra telecamera, anche questa è nostra. Questo invece è quello che vede l'occhio elettronico della polizia, in gergo cinematografico una soggettiva, la tecnica che consente allo spettatore di calarsi nei panni del protagonista, in questo caso nei panni degli Scipponia, i poliziotti dell'anticrimine. In Italia ci sono i falchi, in Albania, non poteva essere altrimenti, ci sono le aquile. La nostra dotazione prevede la telecamera, sempre accesa durante le 8 ore di servizio. Poi abbiamo la pistola, una beretta, il manganello, le manette e la ricetrasmittente. La telecamera montata sul petto degli agenti è un'assoluta novità nel paese delle aquile. È stata introdotta ad inizio anno. Ogni intervento degli agenti viene filmato, ore e ore di immagini che poi nella centrale operativa ogni fine settimana vengono acquisite e se serve visionate. La telecamera è a garanzia sia dei cittadini che dei poliziotti. Serve per tutelare i cittadini da eventuali abusi di potere, ma aiuta anche gli agenti a difendersi nel caso in cui qualcuno dei fermati dovesse raccontare il falso. In realtà lo scopo principale della telecamera è combattere la corruzione. L'Albania è il vizietto delle bustarelle. 2 anni fa l'ambasciata svedese a Tirana commissionò un report che fece molto scalpore nel paese. Dall'indagine emerse che tra le categorie professionali più corrotte c'era proprio quella degli agenti della Polizia di Stato.
Da quando è arrivato al governo il premier Edi Rama sta combattendo una battaglia contro la corruzione e nel mirino ovviamente sono finiti anche gli agenti. Negli ultimi 2 anni combinati circa 2.200 provvedimenti disciplinari. La sperimentazione della telecamera, partita con i corpi speciali, entro pochi mesi verrà estesa a tutti gli 11.000 poliziotti albanesi. Hanno in media 41 anni di età e guadagnano circa 450 euro al mese, non pochi da queste parti. Nel 2014 lo stipendio degli agenti è cresciuto del 25% proprio per cercare di contrastare il fenomeno delle mazzette. Stipendio più alto, pugno duro con chi sbaglia, nuove divise e telecamera. Risultato, l'immagine pubblica dei poliziotti è migliorata notevolmente. Senz'altro, abbiamo notato questo cambiamento da parte dei cittadini. Adesso, ancor più di prima, è un onore servire la nazione e far parte della grande famiglia della polizia. Adesso, quando i cittadini mettono le mani in tasca, non lo fanno per allungare la bustarella, ma al massimo per prendere lo smartphone. Il Ministero dell'Interno ha lanciato l'app Commissariato Digitale. Chiunque sia testimone di un furto, di un parcheggio abusivo, di una rapina, di una rissa o di qualsiasi altro reato può segnalarlo semplicemente con una foto, anche in forma anonima. Vi faccio vedere come funziona. L'applicazione di Commissariato Digitale si apre, qui è per i divieti di sosta, e devo prendere una foto della macchina e quella macchina lì è in divieto di sosta. Dopo 6 minuti si materializzano 2 agenti, inesorabile scatta la multa, ricorso impossibile, oltre a pagare al multato se vuole non resta che vendicarsi andando in giro a caccia di altri automobilisti incivili. In Croazia è guerra aperta tra i giornalisti e il nuovo governo di centrodestra. Il ministro della cultura Zlatko Hasanbegovic, uno storico accusato da alcuni rappresentanti della comunità ebraica di propugnare tesi negazioniste sull'Olocausto, ha tagliato i fondi per la stampa indipendente. Un provvedimento che colpisce anche La Voce del Popolo, il quotidiano edito a Fiume dalla comunità degli italiani della Croazia e della Slovenia. In occasione della giornata mondiale per la libertà di stampa, i giornalisti croati hanno organizzato a Zagabria una manifestazione davanti al Ministero della Cultura. Alla protesta ha partecipato anche l'onorevole Furio Radin, che rappresenta la minoranza italiana nel Sabor, il Parlamento croato. Tutti i deputati delle minoranze abbiamo approvato una dichiarazione sull'intolleranza e l'etnocentrismo, perché era già chiaro quello che sta succedendo. Adesso pian piano si incominciano, a grandi passi, si cominciano a vedere i risultati. Prima erano soltanto dei segnali, adesso come Unione Italiana e come Edit siamo costretti a vederci rinfacciare il fatto che non siamo un giornale pro-governativo, che non siamo un giornale che va bene al potere e soprattutto che non siamo un giornale che va bene nel Ministero della Cultura. Dunque non è cultura italiana, non c'è cultura italiana in Croazia, c'è solo cultura croata, se c'è. Il ministro della cultura Hasanbegovic ha dimezzato i fondi che lo Stato croato destinava all'Edit, la società controllata dalla comunità italiana, da 1 milione a mezzo milione di cune. Una cifra modesta che di fatto condanna alla chiusura sia il quotidiano La Voce del Popolo sia gli altri periodici editi dall'Edit. E vista la situazione siamo dovuti ricorrere a tutta una serie di misure, la prima delle quali è stata la riduzione della fogliazione. Abbiamo ridotto il giornale da 32 pagine a 24, i salari sono andati giù del 20% e si è ricorso a tutte le possibili misure di risparmio a livello aziendale, però purtroppo non abbiamo alcun responso a livello di risultati. Tutti ci hanno espresso sostegno, soltanto non delle autorità governative che continuano a insistere sulla riduzione dei fondi che ci sono essenziali, sostanziali per poter andare avanti. Che conseguenze questo comporta per la vita culturale della comunità italiana in Croazia e in Slovenia? Il quotidiano ha lottato per 70 anni per l'identità, per i diritti minoritari, per le nostre scuole, per le nostre istituzioni, per i nostri drammi. Penso che senza il giornale la minoranza italiana di Croazia e Slovenia effettivamente non abbia molte speranze di rimanere in vita. Viviana Ban è la rappresentante sindacale dei giornalisti e dei poligrafici dell'Edit. C'è una grande preoccupazione
grande preoccupazione di tutti noi, perché gli stipendi sono scesi del 25%, sono in ritardo, non vengono versati regolarmente, ma questo a causa del mancato versamento dei contributi governativi, per cui arriviamo al punto di non essere in grado di pagare magari le bollette, perché da noi gli stipendi sono molto sotto alla media nazionale giornalistica, ma anche alla media nazionale degli stipendi. I responsabili dell'Edit sperano in un intervento diplomatico da parte di Roma per indurre il governo di Zagabria a ripristinare i finanziamenti per la stampa italiana in Croazia.